Bentrovati amici di Penalty d'Estate a questa nuova puntata, a questo appuntamento con noi di Caffè Freddo. Per l'occasione abbiamo ospite un direttore sportivo, un altro dirigente che si affaccia a questa realtà solo da poco tempo e si tratta di Angelo Costa, direttore sportivo della città di Mascalucia. Sì, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Angelo Costa da difensore a direttore sportivo, ecco il salto, diciamo il balzo, ecco, quello che è un ruolo molto difficile, da giocatore a dirigente, che cosa si prova e quali sono effettivamente le differenze che lei sta andando a tastare? Diciamo che è molto diverso dal fare il giocatore finita la partita va a casa tranquillamente, va a smaltire la fatica. Il direttore è una cosa continua, cioè prima, dopo, perché ovviamente tutti i problemi si ripercuotono sulla figura del direttore che deve riuscire poi a far inquadrare la situazione. Ecco, si portano a casa i problemi, i pensieri in particolare. Sì, mia moglie ne è testimone perché sono sempre al telefono, perché il punto di riferimento è il direttore, il giocatore cerca il direttore, il presidente cerca il direttore, quindi diciamo che è un continuo, è un ruolo particolare, non è facile. Ma non è facile, ma prima di arrivare alla città di Mascalucia, il volto nuovo dell'anno diciamo, c'è stata un'esperienza, facciamo prima un passo indietro e poi parliamo del futuro, con il Real Aci. Cosa mi dice, quali sono le sensazioni che ha raccolto al termine di un anno difficile? Per me è stata una delusione perché dopo aver preparato la squadra, aver fatto un campionato al di sopra delle aspettative, perché ci avevano chiesto una salvezza tranquilla, eravamo in piena corsa ai playoff e la società, senza capirne il motivo, almeno ad oggi nessuno ha saputo dare delle spiegazioni attendibili, ha detto che mandavano a casa sia me, la mia figura, che i giocatori che avevo portato io. Noi abbiamo rispettato questa decisione, rispettato gli ordini di scuderia e poi i risultati ci hanno dato ragione, perché i playoff sfumati e in 7 partite la squadra ha raccolto 2-3 punti. Ci è dispiaciuto, a me soprattutto, perché per me era una mia creatura che avevo formato io e io speravo che questo lavoro potesse durare qualche anno, ma niente, non si è potuto completare nemmeno una stagione. Purtroppo le delusioni in questo campo ci sono sempre, però amarezza messa da parte, adesso insomma si ricomincia e pare che Città di Mascalucia, nonostante le difficoltà, la salvezza stentata raggiunta l'anno scorso, abbia adesso delle carte in regola per insomma portare in alto il blasone. Sì, prima di accettare ho voluto parlare con la dirigenza, ho voluto tra virgolette delle garanzie, perché nel nostro settore le garanzie sono minime, magari ti promettono e poi nessuno riesce a soddisfarti, però ci siamo seduti, ho formato la squadra anche per quest'anno e la mia speranza è sempre quella, riuscire a completare quantomeno la stagione per poter dimostrare che il mio lavoro è stato fatto bene, ma ripeto, su quello non dipende dagli altri, non dipende proprio da me. Uno e mezzi insomma ce li mette sempre per fare bene e naturalmente parlavamo poc'anzi a microfoni spenti anche di quelle che sono le difficoltà che il calcio dilettantistico deve affrontare per addirittura terminare un campionato, neanche aspirare alla promozione, piuttosto rimanerci in quella categoria. Sì, perché di certo non c'è nulla, noi siamo dilettanti, non c'è nessun contratto che ti possa tutelare, quindi sta tutto sulla parola. Io ho fatto, come ti dicevo fuori onda, ho fatto il calciatore in epoche dove la parola valeva tutto, dove con una stretta di mano ci faceva un accordo e veniva rispettato fino alla fine. Adesso purtroppo, sia per la crisi economica o per altri motivi, tutte queste cose non si rispettano più. Quindi si spera in questa dirigenza, che hanno molto entusiasmo,
non vogliono più sbagliare, almeno a detto di loro, quindi si spera di concludere la stagione e poi alla fine tiriamo le somme, chi ha fatto bene, chi ha fatto male, alla fine si vede, si vedrà. Ad oggi qual è lo status della squadra? Magari ricordiamo qualche nome anche per avere già una prima idea dell'organico. No, io ripeto, mi faccio questo obiettivo di completare la squadra prima, almeno un mesetto prima di inizio preparazione, che cominceremo il 2 agosto, e ad oggi la squadra è completa. Ho preso tanti elementi che ho avuto con me negli anni, fra Giarre, San Gregorio e anche Realaci, sia come compagno di squadra che come dirigente, i vari Tenerelli, Galeano, Affio Spartà, Mauggeri. Quest'anno ci sarà qualche giocatore che non ho avuto negli anni, Santorofino, Manuel Mazzarino, elementi che hanno vinto tanti campionati. Diciamo, ho fatto un mix fra ex compagni, ex giocatori miei da dirigente e qualche giocatore che ho avuto solo come avversario, ma che reputo anche amico. Un giudizio, ecco, su quello che è stato il campionato passato, e secondo lei chi è stato il giocatore che ha mostrato, ecco, di più in campo, visto che lei recentemente ha lasciato la maglia? Ma io avevo un giocatore, non lo togliendo agli altri, che arriva in febbraio, veramente magari ci resti male sapere che certi tipi di giocatori giocano in queste categorie, potrebbe giocare ovunque. Non me lo sto potendo portare per una questione di budget, perché là gli danno il lavoro, Realaci gli danno qualcosina anche a livello economico, richieste che io non posso soddisfare. Ripeto, lui è uno dei giocatori che non merita di giocare in queste categorie, ma bensì in categorie superiori. Una squadra che lei reputa forte, almeno ad oggi, per quelle che si stanno andando a comporre, perché ricordiamo che è difficile realizzare, ecco, e concretizzare tutto ciò che si vuole. Ma ad oggi senza ripescaggio c'è il Paternò, che diciamo che a detta di tutti, ma lo ammetto anch'io, ha una squadra fuori budget, fuori da ogni... Non so se saranno ripescati o meno, questo non lo so, ma con l'organico che hanno possono fare l'eccellenza in un modo molto tranquillo. Le altre, ma se saremo nel girone C, che sarebbe il girone nel girone D, che sarebbe il girone catanese, ragusano e siracusano, c'è il Città di Ragusa, sempre, ripeto, se si iscriveranno meno, perché c'è il Mister Bianco, qualche squadra siracusana, c'è l'Adrano, insomma sarà un campionato difficile, questo è sicuro. E allora mettiamo da parte, insomma, qualsiasi tipo di problema, di amarezza, siamo in estate, ci godiamo il sole e il mare, ma anche la musica, e per questo chiudiamo e salutiamo i nostri telespettatori con quella che è la canzone magari che in questo periodo la rappresenta di più, che le piace anche canticchiare sotto la doccia. Ma diciamo che Lento Veloce di Tiziano Ferro è la canzone che più mi sta a cuore in questo periodo. E allora ce l'ascoltiamo e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima con Penalty d'estate e con la nostra rubrica Caffè Freddo.